Buonasera, dottore. Buonasera, non ancora dottore, quasi. Va bene, però Premier, no, ministro, lei si definisce ministro dell'autogoverno del popolo veneto, Premier. Sì, allora guardi, ci sono una serie di false comunicazioni qui impressionanti e soprattutto c'è una gran confusione. Abbiamo perfino Quaglia che non sa più se essere lui il capo del governo delle Venezie o soltanto di quelli iscritti all'anagrafe. Quindi siamo proprio allo sbando completo. Io vorrei dire prima di tutto due cose. Mi permetterà di parlare qualche minuto, immagino, perché essendo che La stiamo ascoltando. Non riesco a far sapere la verità ai veneti e mi sembra proprio che si stia colpendo il concetto di autogoverno attraverso queste persone che non sanno bene quello che stanno facendo, a volte sono poliziotti, a volte sono divise da ginnastica, non si capisce. Allora, il popolo veneto è riconosciuto da una legge costituzionale, l'articolo 2 del 340-71, che Quaglia in malo modo ha detto perché sono cose che gli ho insegnato io. Sì. E questa cosa è stata riconosciuta dalla Regione Veneto, che è appunto l'articolo 2, quindi consiglio Micheletto a non offendere e non dire che i veneti non sono un popolo perché siamo sul livello di razzismo. La legge italiana riconosce il diritto al popolo veneto di farsi le sue istituzioni, tuttavia esiste un procedimento legale per fare queste cose ed è un procedimento molto delicato che noi abbiamo intrapreso ottenendo addirittura il fatto, una sentenza del giudice italiano di Venezia che non ha potuto affermare che questo territorio, cioè il Lombardo-Veneto, è italiano. Abbiamo questa sentenza incredibile del febbraio 2008 basata su tutti i miei studi, i miei lavori che qui falsamente si vuole rappresentare. Noi adesso abbiamo chiesto anche recentemente a un giudice italiano di sì, adesso rispondo Quaglia con quella faccetta lì. Praticamente il giudice italiano abbiamo chiesto di riconoscere questi nostri diritti. La Regione Veneto, su quel manualino che è in mano a Quaglia, non dice questo. Dice che la Regione Veneto rappresenta il popolo veneto. Quindi non è assolutamente quello che dico io. Io dico che il popolo veneto invece si autogoverna e si rappresenta da sé attraverso proprie istituzioni. Su quella carta, e questa è una notizia importante, su quel volantino che è in mano Quaglia, c'è scritto che nel 98 la Regione Veneto ha chiesto il referendum per l'indipendenza. Sono 11 anni che aspettiamo il referendum per l'indipendenza e non ha ancora fatto niente Roma, che se ne frega altamente. D'altra parte con il governo della Lega cosa vuole che otteniamo? Neanche l'autonomia, si figuri un referendum. Allora, quello che voglio dire io è che i signori Quaglia e Bortotto, con un'assemblea interna nostra a norma di statuto convocata da 4 parlamentari, sono stati dichiarati interdetti a vita da rappresentare le nostre istituzioni. E questo non tanto per la questione di armi, che fra l'altro Quaglia aveva assicurato non sarebbero mai state utilizzate se non dopo un'assemblea della delibera. E sono stati allontanati ancora ad agosto. Abbiamo scritto a tutti i media, a tutti i giornali, anche a voi di Antenna 3, che loro non c'entrano niente. C'è un massacro dell'immagine dell'autogoverno che con questa storia non c'entra niente. Non c'entra niente neanche del nome, perché poesia io non l'avrei mai neanche scritto, visto che in Veneto quella cosa lì si leggerebbe così. Allora, qui io richiedo assolutamente che venga fatta una trasmissione di approfondimento per il risarcimento dell'immagine e a breve passeremo alle vie legali, perché i danni d'immagine che sta subendo tutto il popolo veneto da questa storiaccia, fra l'altro sì, forse non si rendono ben conto di cosa hanno fatto questi signori, perché le cose dei Serenissimi sono uno scherzo al confronto, veramente sono state uno scherzo da quello che si evince. Poi bisogna dire che forse è vero che la questura ci sta dando parecchio pesante, perché so che c'è un'antica inimicizia fra Bortotto e il questore, perché Bortotto è stato buttato fuori dal questore, quindi qui forse ci siamo caduti in una diatriba locale e il questore però come faceva a non sapere che Bortotto è stato allontanato dall'autogoverno fin dal 29 agosto? Quindi qui qualcuno vuole colpire l'immagine dell'autogoverno, vuole colpire la legalità che noi siamo portatori, e anche il ricorso purtroppo di Strasburgo che aveva presentato Quaglia probabilmente è svanito nel nulla, visto che lui per primo ha violato le leggi di autogoverno. Palmerini, scusi, c'è Cobre un attimo che vuole intervenire, mi scusi. Prego. Ma non tanto dal merito di questo signor Palmerini, che non ho il piacere di conoscere, quanto piuttosto nella discussione che si sta facendo qui questa sera in Veneto. Questo signore qua è molto esperto, si sente che ha studiato molto, ma forse ha
poco contatto con la realtà di tutti i giorni, con le difficoltà della gente, con i problemi reali, con la crisi economica. Forse questa lei non la Quello conosce. che dicevamo prima, Forse lei non la conosce, lei vola a 8.000 metri di altezza senza bombole di ossigeno, beato lei, vuol dire che il polmone vola, ma si cali giù un attimino, vedrà che la gente ha altre cose a cui pensare. Sì, La gente allora le dico subito, guardi, noi stiamo dicendo ai veneti che attraverso un ricorso legale... È una grande fantasia. Posso parlare? Prego Palmerini, parli. Allora, signor Covre, se lei vuole approfondire giuridicamente la faccenda, noi stiamo dicendo ai veneti... Devo lavorare. Ecco, allora lei continui a lavorare per Roma, noi stiamo lavorando per i veneti. Lavoro per la mia famiglia e per i 120 dipendenti che ho. Posso parlare o la Lega come, non so, mi faccia parlare, no? È sempre lì tutti i giorni, mi faccia parlare quei 2 minuti che mi si concedono. Prego Palmerini, vada. Allora, noi stiamo dicendo ai veneti, e io lo sto dicendo da 10 anni, forse anche 11 o 12, che noi abbiamo dei diritti di, per esempio, trattenere il 100% delle tasse in Veneto con delle leggi già vigenti sottoscritte dalla Repubblica Italiana. Queste cose qua le ho dette anche in campagna elettorale quest'anno, per questo motivo siamo stati completamente censurati. Noi abbiamo già il diritto al bilinguismo, abbiamo il diritto a scuole venete, abbiamo tutto questo nelle leggi e la Lega sta soltanto bloccando questo processo di autodeterminazione e autogoverno che Quaglia assolutamente non rappresenta né legalmente né dignitosamente da quello che si è visto stasera, perché proprio non è in grado. Infatti lui Quaglia se ne è sempre fregato agli statuti fino a essere buttato fuori dall'Assemblea. Presto comunque avrà notizie non solo dalle procure di Treviso ma anche dal Tribunale Civile di Padova, perché lo chiameremo a rispondere dei danni d'immagine. Cioè non può essere che queste persone, ma scusate, quando è venuto fuori il dentifricio della Colgate tossico nocivo, nessuno ha dato la colpa alla Colgate di quel dentifricio. Qui abbiamo qualcosa di tossico nocivo che nessuno ha mai delegato, perché nessuno di noi dell'autogoverno ha mai dato l'autorizzazione a Quaglia e Bortotto e compagni di fare queste cose, e loro avete associato il prodotto tossico nocivo a delle cose che non c'entrano assolutamente nulla. Palmerini, ecco, una replica da Quaglia e poi ci salutiamo. No, non volevo fare una replica, Loris. Non vuole replicare? No, volevo solo ricordare al signor Palmerini che il giorno 28 di agosto mandava una email a tutto il mondo, perché sembra che sia in possesso dei 200.000 indirizzi email, che parlava così: sovversione armata delle istituzioni venete da parte di Quaglia e Bortotto. Leggo alcuni passi. E ci sono in corso... Sentiamo, Palmerini, è vero che c'era questa email che ha fatto girare? No, la data è sicuramente sbagliata. Ah sì? Ed è successiva. Aspetta, stavo parlando della sovversione interna alle istituzioni. E ci sono azioni in corso per realizzare la polizia armata. Siamo dunque di fronte ad un gruppo... Ma è quello che ha detto anche lei, se non sbaglio, Quaglia. Siamo di fronte ad un gruppo che vuole armarsi sovvertendo le istituzioni, ma con esse non hanno nulla a che vedere. Sì, Quaglia, anche lei nell'intervista alla nostra Angela Pederiva prima parlava di ricorso alle armi. Cosa? Sì, no, questa è una... Sì, no, ma quando Palmerini sottolinea l'aspetto di una polizia armata, cioè mi pare che non dica niente di diverso da quello che diceva anche lei prima nell'intervista. Hanno dichiarato alla stampa chiudo il discorso in questa maniera, Palmerini. Sì, ho impedito l'organizzazione di un gruppo terroristico che distrugga le istituzioni e il loro essere assolutamente legali violando la legge veneta. Ecco, questo è il signor Palmerini. Infatti stavo parlando delle istituzioni d'autogoverno, voi avete organizzato un questo è il signor Palmerini. Palmerini, ti metterei una vita per chiarire queste cose. Non si capisce nulla, Quaglia, se parliamo di sovrapposizione. Finisca Palmerini e poi ci salutiamo. Infatti è documentato anche nel sito e lo sanno tutti che io, quando ho visto la polizia in atto la prima volta, della quale non sapevo nulla perché era stata organizzata credo la sera prima, ho chiesto immediatamente venisse regolarizzata dando 1 settimana per la decadenza, e siccome non fu regolarizzata, per quanto mi riguarda è decaduta subito dopo 1 settimana, e su questo c'è stata un'intensa battaglia interna che è culminata con il fatto che l'Assemblea li ha buttati fuori. Se Quaglia si vuole inventare la sua realtà perché vuole dare ad altri le colpe delle sue azioni assolutamente fuori dal contesto istituzionale, mi dispiace ma no. Guarda qua. Grazie Palmerini, ci risentiamo. Non possiamo permettere di rappresentare questa gente. Grazie infinite Palmerini.